Amici bellini, buongiorno. Lo sapete che è un martedì pazzesco, lo sapevate già. Lo sapevate, eravate consapevoli. Il martedì è sempre pazzesco a prescindere. E questo qua lo è di più. Lo è di più perché poi possono succedere cose clamorose. Commentiamola. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili. Io poi non lo so, certe dinamiche non le capisco, certe cose proprio non me le spiego. Cioè, quelle tenevano i debiti, no? Indebitatissimi, 210 milioni di rosso. Mentre poi quell'altro. Vabbè, benvenuto Radaga o Radaga 92. Benvenuti, iscrivetevi al canale, nuovi iscritti benvenutissimi, vecchi iscritti, amiche, amici e tifosi delle altre squadre, lasciate un like di cortesia. E poi io vorrei sapere proprio dai tifosi delle altre squadre un commento, perché noi tifosi del Napoli, io per esempio la notizia che è venuta ieri, mettiamoci un se davanti bello grande, perché poi bisogna aspettare l'ufficialità, però ieri e chi è iscritto al canale Telegram che è in descrizione lo sa, perché ho lanciato la notifichetta e quindi qualcuno mi ha potuto anche seguire, ero sul Twitch di Juventibus, che sono sempre molto carini, che mi invitano come rappresentante del Napoli, parliamo un pochino di calcio in generale. C'è Neschio, Zoccolo Duro, Otis dell'Atalanta, insomma ci facciamo un riepilogo di quello che è successo e quindi volevamo parlare della partita. Poi impazza la notizia di Vlahovic e la chat impazzisce ovviamente, perché è una notizia clamorosa, c'era un rumor, poi ci sono state le dichiarazioni di Pradè che io con una brabam vi volevo pure far leggere, perché a me più questo che mi risulta poi strano, cioè se noi, Pradè dice, le proposte per Vlahovic sono tutte state molto soddisfacenti, ci piacevano, e quindi posso immaginare quello che si dice dell'Arsenal, no? Io vorrei sapere un tifoso dell'Arsenal che cosa pensa, e ci interessa Locatelli e che offriamo di più e non va alla Juve, e ci interessa Vlahovic, offriamo quello che offriamo e quello vuole andare alla Juve. Però quando poi a noi ci interessa Pepe e se lo pigliano loro, e ci interessa Gabriel e se lo pigliano, che intrecci. Le modalità di pagamento, che sono molto importanti, ci soddisfacevano. Non abbiamo mai però trovato riscontri con il giocatore, quindi che vuole solamente la Juve. Quotazione sopra i 70 milioni, senza contropartite e senza dilazionare il pagamento in troppi anni. Quello che poi è successo con Chiesa, quello che poi è successo con Locatelli e vabbè. E quindi poi questo è il nuovo modo di fare mercato. Ma che cosa cambia? Cioè, tanto comunque o lo pagate a tanto alla volta, oppure, perché poi pure con Morata, no? Sempre prestito che poi dopo... Perché mi viene in mente Morata? Perché Morata a questo punto potrebbe uscire, e perché io vi devo far vedere anche un'altra cosa, perché con Tagliafico siamo ai dettagli. Adesso il giocatore attende i colloqui con la dirigenza del club e appartenenze portino verso un accordo che sia diverso l'Ajax aveva sempre preteso l'uscita definitiva, mai il prestito con diritto di riscatto. Voi non li sentite, non le potete sentire. Per me è proprio sta in camera mia, ma non è possibile, voi non lo sentite. Vabbè, insomma, mai il prezzo ma pare che Tagliafico si sta impuntando, e quindi poi decide lui qual è la formula che l'Ajax dovrà accettare proprio per andare al Barcellona di cui sopra. Ecco perché poi riguarda noi, ragazzi. Mi dispiace, e ci sono degli intrecci anche sfiziosi, perché si è parlato di Milik sia in orbita Juve e adesso se ne parla in orbita Fiorentina, proprio per sostituire Vlahovic. Io la prima cosa che ho pensato, questi hanno preso Piontek proprio per sostituire Vlahovic, già essendoci degli accordi, e quindi l'hanno preso prima. Così non lo so se la Fiorentina avrà la forza, la voglia di farlo, perché oramai io di commisso non mi fido più. Abbiate bontà, abbiamo apprezzato tutta una serie di prese di posizione, abbiamo apprezzato tutta una serie di discorsi, però io non mi fido più di te. Commisso, un abbaio generale, poi dopo, perché sempre con il 6 davanti,
parliamo di 67, ma belli dilazionati, non si paga niente subito, si mette a bilancio dell'anno prossimo e facciamo 15 un anno, poi 15 un altro anno, bonus eventualmente facilmente raggiungibili, eccetera eccetera. Quindi, e ci mettiamo sempre a disposizione della Juventus, cara Fiorentina, perché poi ovviamente i tifosi che cosa devono pensare? I tifosi della Fiorentina che cosa devono pensare? I tifosi dell'Arsenal che cosa devono pensare? Ma i tifosi della Fiorentina che cosa devono pensare? I tifosi del Sassuolo che cosa devono pensare? Capite? Allora il perché sono due le considerazioni che io devo fare. Stai rosicando, pagliaccio! No. Va benissimo, compratevi pure Holland, non fa niente. Sistemate i vostri problemi, avete dei problemi gravi. Proprio di gioco. I problemi dei debiti voi li risolvete. Ho chiesto a Guido è una sorpresa, però magari chi è arrivato fino a qua se lo merita pure di sapere. Ho chiesto a Guido un regalino e ce lo farà, un regalino grafico. Vediamo, perché poi a fine mercato dobbiamo fare una live, un video proprio di approfondimento di mercato serio, perché il Napoli sta insistendo per Oliveira del Getafe. E vabbè, aspettiamo e vediamo. Mandava saltato così. Insiste per Nandez, non ha senso. Vabbè, i rumor si inseguono, eccetera eccetera, lasciamoli inseguire questi rumori. Nel frattempo però le notizie, quelle che escono vere, ci mettono un giorno, 2 giorni, e a rispondere a questa notizia clamorosa di mercato che coinvolge la Juventus risponde immediatamente l'Inter con un interessamento per Gosens. Nel frattempo l'Inter stava mettendo a segno una punta per sostituire Correa, perché non possono proprio pensare di avere solamente Dzeko, Lautaro e Sanchez, non possono proprio permetterselo di avere 3 punte così, perché giocano con 2 punte. Ogni tanto ci potevi mettere Cianaloglu dietro la punta, potevi gestire con un'altra cosa, no, ne vogliono avere 4 come si deve, e quindi si parlava di Caicedo, si è parlato addirittura pure di Petagna, ma Petagna esce sempre in mezzo come terzo di lusso, e quindi altri giocatori così. Caicedo è chiaro con Inzaghi, però quando rispondi con Gosens mi sa proprio di risposta mediatica seria, nel senso la Juve che fa la voce grossa e Marotta Inter che dice aspetta, però siamo noi che comandiamo in questo periodo, quindi mettiamo appunto un bel colpo di mercato anche noi proprio per rispondere così. Perché poi ricordatevi ragazzi che queste notizie, in un momento in cui la Juventus sta in forte crisi di risultati e di prestazioni, e quelli sono quotati in borsa, queste sono cose, andate a controllare come è salita la borsa stamattina, notizie che escono di notte e quindi influenzano l'inizio della il giochino lo conosciamo, però io non voglio più sentir parlare. Ecco qua, è fatta, il Napoli con i conti a posto, approfitterà, perché poi guarda, queste società stanno scoppiando, è il momento che il Napoli sta là, ne approfitta e comandiamo il campionato noi. Non lo voglio sentire più, perché questi debiti, tutte queste cose, le carte in tribunale, eccetera eccetera, non servono a niente. Il fair play finanziario non servono a niente. Si indebitano, fanno quello che devono fare, fanno una ricapitalizzazione perché hanno le spalle coperte e ricominciano da capo. Qual è il problema? Dov'è il problema? Come si fa a competere con chi può fare questo quando il Napoli ha la problematica? Noi l'ultimo acquisto, perché in chat mi diceva ma voi vi siete comprati Osimhen? Sì, ma dopo Osimhen noi non ci siamo potuti comprare più niente, siamo andati avanti a botte di prestiti e stiamo nella difficoltà economica che dobbiamo abbassare tutti gli ingaggi, ci dobbiamo togliere Manolas e ce lo togliamo a gennaio e pigliamo un prestito Tuanzebe, dobbiamo vedere se possiamo rinnovare Ospina, Mertens non ne parliamo proprio, Insigne devi accettare il ribasso perché non ce lo possiamo permettere, e quindi non ce lo possiamo permettere. Benissimo, lo accetto pure. Stiamo lottando punto a punto con una squadra che invece questo problema non lo ha e non lo avrà mai. Bene, non è equilibrato, non è lo stesso campionato. Non possiamo combattere ad armi pari. Questo è quello che ci dobbiamo mettere noi nella testa. Se riusciamo a fare un miracolo è bene, se non ci riusciamo ragazzi, ma con chi ce la vogliamo pigliare? Con chi ce la vogliamo pigliare? Fatemi capire, con Di Lorenzo, con Spalletti, con De Laurentiis, con chi ce la vogliamo pigliare? Questa è la realtà dei fatti. Con Bezos ce la dobbiamo pigliare.
perché non se n'è venuto a pigliare il Napoli. Dove stai? Dobbiamo aspettare 4 anni. Aspettiamo 4 anni, cerchiamo di non fallire e poi sarà tutta un'altra storia. Insomma, signori, può far piacere che Vlahovic non se ne vada in un altro campionato, così la Serie A resta un campionato importante, ma alla fine passa da una squadra media alla squadra forte. Quindi le squadre forti diventano sempre più forti, le squadre medie e le squadre piccole diventano sempre più scarse e sono succursali delle squadre che ne possono approfittare. Da accordi, non accordi, uno si mette a disposizione, favori, eccetera, eccetera, si alza la voce e si protesta per certe cose e poi alla fine si mettono tutti d'accordo, uno dietro all'altro, e ogni tanto esce il tweet che dice ah cazzo ha fatto la voce grossa, questo adesso c'è una polemica e poi non fanno mai niente, perché evidentemente sta bene tutto a tutti e quelli che poi ci restano male sono i tifosi. Vedi, oggi i tifosi della Fiorentina, ieri i tifosi della Roma, l'altro ieri i tifosi del Napoli, perché poi si vanno a pigliare. Un pochino triste, sono un pochino rattristato, un po' triste. Comunque il fatto di Milik, quello che è sfizioso da sapere è che è ancora del Napoli e il Marsiglia se lo dovrebbe avere l'obbligo di riscatto a 8 milioni, poi con qualche bonus che facilmente non viene raggiunto, quindi 8 più 4, 12, qualcuno diceva 10, eccetera, eccetera. Ci dovrebbe essere una clausola di rivendita, cioè se il Marsiglia lo vuole vendere un pochino va al Napoli, un 20% mi pare andrebbe al Napoli, ma c'era anche una clausola, se non mi sbaglio, che in Italia non lo potevi fare a certe squadre, insomma un macello. Questo probabilmente avrà anche scoraggiato, perché la Juventus si parlava di Milan, ha detto no, ma se dobbiamo farlo lo facciamo. Boom. Vabbè, di conseguenza ragazzi, Morata probabilmente andrà al Barcellona, Tagliafico probabilmente andrà al Barcellona, altra squadra indebitatissima che continua a comprare chi vuole, e il Napoli deve affrontare queste squadre qua per resistere nel calcio che conta. Questo è il calcio che conta, ma conta i soldi, quelli che ci sono e quelli che non ci sono. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra perché io non so più che dire. Dopodiché in questi giorni ci saranno delle live, voi sapete come trovarmi e se non lo sapete sappiatelo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.